lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio egli vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. Buonasera! Buon venerdì sera, amici a casa! Buon venerdì, Enrico in regia! Io ti amo, ti amo, ti amo. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore, nel Signore. La fede è il più bel dono che il Signore ci dà per vedere Lui. E allora tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Ciao! Ciao a tutti, come state? Siete pronti a passare un'ora in nostra compagnia? Sì, lo so che le temperature sono elevate, però noi cerchiamo di portare una ventata di freschezza nelle vostre case, semplicemente facendo la cosa che ci viene meglio al mondo, cantando per voi. Ma non solo, a quel numero sì, fotografie, richieste, messaggi, saluti, eccetera, 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 ma c'è un altro numero molto importante. Quello vale per i messaggi, mentre questo vale per le telefonate, quindi 378 40 80 506 per telefonare qui in diretta e provare a portarsi a casa uno di questi 5 splendidi premi, partendo dalla spilletta buono carburante da 10, buono formaggi da 20, il premio a sorpresa e il buono ristorante. Ma adesso vi voglio parlare del premio a sorpresa. Il premio a sorpresa, è inutile che continuate a scrivermi durante il giorno cosa c'è all'interno dello zaino. Vogliamo scoprire qual è questo premio misterioso questa settimana, perché nelle scorse ci sono state un tagliabarba, ci sono state una bilancia elettronica, uno spremiagrumi. Non posso dirvelo. E non potete neanche venire qua e provare a intrufolarvi dentro casa mia, perché lo zainetto, guardate un po' com'è sorvegliato. Lo zainetto è sorvegliato così. Vai regia, vai. Ecco, quindi tutto il giorno Blasone viene pagato a crocchette, le migliori crocchette di questo pianeta, per sorvegliare lo zainetto di Rete 7. Che meraviglia questo gatto. Ma non sarà l'unica sorpresa di questa sera, ma adesso, visto che sono arrivate tantissime richieste e questa sera è fatta tutta la puntata, tutta la scaletta dalle vostre idee, andiamo a leggere la prima vostra richiesta. Vai regia, vai. Buonasera Enrico, Marco da Torino, ti seguo da sempre. Mi canteresti una canzone di Baglioni? Ma ben volentieri, questa è tutta dedicata a te. Alessia Chelucci. Buonasera. Buonasera.
se non so tenerti ancora qua. Ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che voleva vivere, volare, che toglieva il fiato ed è ferito ormai. Non andar via, non andar via. Senza te scoppierei, senza te brucerei, senza te brucerei tutti i sogni miei. Sola senza di te, che farei senza te? Senza te, senza te. E andiamo avanti, dai, ne cantiamo un'altra, sempre di Baglioni, così accontentiamo ancora di più Marco. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. E tu, in un sospiro, tu, in ogni mio pensiero, tu, ed io restavo zitto, io per non sciupare tutto io e baciarti le labbra e scoprirti più bella e mi piaci di più, E mi piaci di più. forse sei l'amore. Vai Juanita! E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro il cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. Tre, 4, 8, 80, 40, 254 per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti! Così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. Non serve a niente, già lo so, è finito tutto e così te ne vai.
lento l'ultimo oramai. Alessia, che luci per voi! Buonasera Enrico, buonasera amici a casa. Chissà in quanti hanno cantato questi 3 brani. Vabbè, anche il primo è pregherò a Sì, tutti. Questa sera abbiamo cercato di fare una scaletta apposta soltanto per voi e Per tra le un po', vostre richieste. tra un po' inizieremo a giocare, aprirò le telefonate, ma a proposito di richieste vai a leggere la prossima. Ma La prossima, volentieri, la eccola. prossima richiesta è stata fatta da... Ciao Enrico, siamo Simone, Sergio e Stella da Torino. Ti seguiamo sempre tutte le sere. Possiamo chiederti diamante, di zucchero? Grazie e un caro abbraccio. Eccolo! Che arriva. Respirerò l'odore dei granai e pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Impareremo a camminare per mano insieme a camminare. Domenica. Aspetterò che aprano i vinai. Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno. Dall'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno.
voce per voi Alessia Chelucci. Adesso, mia cara Alessia, prima di andare a giocare, visto che abbiamo osservato il mio gatto che fa da guardia al premio, e questa sera è davvero un gran bel premio nascosto all'interno dello zainetto, so cosa ti è successo. Sì, ti ho preparato una cosina veramente bella e questa volta sono riuscita a immortalarla, e quindi ho voluto condividerla con te e con i nostri amici a casa. Si parla sempre di una gattina meravigliosa che ogni tanto vedete sui miei social, che è Brinetta ed Estella, ma in questo caso la protagonista è Estella. Ragazzi, guardate sto video e rendetevi conto. Non dico nient'altro, guardate. Buongiorno. C'è Benedetta che mi fa sciazzo. Amore mio. Aia. E questo è il risultato dopo il trattamento di Brinetta. Sono pronta per uscire. Come ti sei svegliata sembravi un cantante punk degli anni '80. No, ma proprio... davvero. Ma sai, me lo fa sempre, solo che tutte le volte che prendevo il cellulare in mano per filmarla, lei scappava. Ecco. Invece questa volta sono riuscita a fare questa cosa. Signore e Scusate. signori, è il momento di giocare insieme a Casa Piretti, è il momento di alzare il volume del telefono e andare a rispondere a voi. Ah, abbiamo già una telefonata. Sì. Pronto, chi sei e da dove? Sempre numero 1, Mimmo. Uè, Ciao, buonasera. Ah, Mimmo. Caro, innanzitutto auguri, che mi hai scritto che tra un po' è il tuo compleanno, giusto? Lunedì prossimo. Tanti auguri Mimmo. Possiamo rifarglieli lunedì. Certo, ben volentieri. Lunedì ci sarà la zia Marta che deve esserci stasera, poi non ha finito il turno per pescare i cefali a Savona e quindi tornerà. Sono venuta io al posto. Esatto. Mimmo, giochiamo insieme, 5 o 15? 15 sempre, Enrico, 15. Sempre 15. Dai, questa sera io credo in te. Non puoi, questa sera sono stato anche molto bravo, molto gentile con tutti voi, ma partiamo alla grande, ok? Speriamo. Va bene, dai. Questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Mimmo, vai! Niente da fare. No, credo. no, questa sera ero convinto, ho detto Anch'io. metto il primo brano facilissimo perché voglio iniziare alla grande. No, non ce l'hai proprio niente? Niente, un aiutino, qualcosa. Un aiutino, che giorno è oggi? Oggi è venerdì. È venerdì. Quindi? Quindi non mi viene. Ah, che peccato. Grazie Mimmo per aver giocato con noi. Ciao. Ciao, saluti ciao, Enrico, ciao, ciao anche a te Alessia, ciao. Beh, Più prima o poi ce la aiutarlo. farà, Prima sì. aiutare. In questa notte Di venerdì si può dare di più, Era amici a lei, era casa. lei. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, ciao Alessia, sono Faccina Rossa. Ciao, sei Faccina Rossa, ma allora. stasera non sarai Faccina Rossa. Vedrai. Mi sembra Ma speriamo. Sabrina, giusto? Sono Sabrina, sì Sabrina, Enrico. quante faccine rosse hai preso consecutive? 6 con ieri. 6 con ieri. Quindi stasera, per la probabilità dei numeri, È no? impossibile. È impossibile, però c'è il primo ostacolo da affrontare. 5 o 15 secondi? 15. 15. Vai sii Sabrina, convinta. forza, eccoli i tuoi 15 secondi. Eccoli qua.
beh, Sabrina? Niente, stasera proprio non mi viene. ai. Un capolavoro scritto da Enrico Ruggeri, interpretato anche da Enrico Ruggeri e anche da Fiorella Mannoia. Sì. Vabbè, grazie per aver giocato con noi. Ciao, buona serata. Ciao, Ciao, Alessia, ciao, ciao ciao. Enrico, grazie. Ciao, ciao. Vedi, non l'ha presa la faccina rossa. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, quello che le donne non dicono. Infatti non l'ha detto e niente. Ritenta. Pronto, siamo chi qua. sei da dove? Ciao Enrico, Ciao, chi sei da dove? Luciano di Brandizzo. Ciao, amico. Luciano. Ciao Luciano, buonasera Luciano. Buonasera a te. Vuoi provare a indovinare con 5 secondi e avere 2 possibilità o con 15 ma averne soltanto una? No, facciamo 15, dai. Facciamo 15. In bocca al lupo Luciano, Andiamo. questi sono i tuoi 15 secondi. Vai. Sì? Dai? Quella! È quella che stai pensando. Dai. Non so che la sto pensando, ma non mi viene il titolo. Ai! Fiorello con... non posso suggerirti Non mi oltre. viene, Enrico, non mi viene. Grazie amico mio, ciao, Grazie buona a voi, serata, grazie a buon voi. weekend, grazie. Ciao, Ciao, Luciano, ciao, a presto. ciao. Ciao. Finalmente tu adesso poi dicono a casa che so. Allora, ragazzi, primo brano si può dare di più. Sì. Secondo brano quello che le donne non dicono. Terzo brano finalmente tu, più buono di così. Ragazzi, No, non so- stasera sei più buono buono. di così non so buono, fare, non capisco. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Irma da Michelino. Ciao Ciao. Irma, buonasera Irma. Buonasera. Ciao. Questa sera dai, stupiscimi, non posso chiudere la settimana con le buste completamente piene, vuote. Vediamo. Senza chiuse, esatto. Ah. Allora, Irma, questi sono Dimmi. i tuoi secondi, dimmi solo se devo fare 15. 15. Eccoli, vai. Vi stupisco sempre, vero? Perché Ma a me mi sembra occhi di gatto. è la risposta Sempre esatta! È quella? Sì, brava Ah, Irma! vabbè, perché Bene, Pensavo dai, che un cartone animato non andava bene, ho detto ma E mi sembra quello. è comunque musica, Irma. Adesso, Irma. Ok. Adesso mi raccomando, concentrati perché ci sono ancora Sì. tutte e 10 buste. Oddio, Sono 5 cosa faccine rosse, un punto interrogativo, 4 premi assicurati. Dai, Il 7. il 7. Vediamo subito nella busta numero 7. Diglielo tu, vai, diglielo alla nostra amica Irma. No, Diglielo io non tu. glielo dico. Diglielo, no, diglielo. Dai Alessia, portami fortuna. No, C'è la glielo faccina dico. rossa, c'è la faccina come rossa. sempre, c'è la come faccina rossa. Dai, ma sempre. no. Mare. Niente, prima o poi dovrò firmare le facce rosse. Quando finirà questo gioco, firmo le facce Non rosse. fa tra l'altro. niente. Grazie. Va benissimo così. Ciao. Ciao Enrico, Ciao, ciao buona Alessia, serata. un bacione. Ciao Irma, Ciao. grazie. Ciao. Ragazzi, che peccato, ma ci sono ancora dei brani molto facili, ragazzi. Vediamo se qualcuno al 378 subito. Pronto, chi sei e da dove? Pronto? Ciao Enrico, Ciao, chi sei e da dove? sono Tonino da Torino, Tonino da Torino. 5 o 15? ma facciamo sempre 15, va. Dai. Facciamo 15. 15 per Tonino, eccoli. Tonino? Dai che te l'abbiamo anche un po' mimato. Mimata. Vai. Tonino? Tonino, ci sei? Sei ancora qui? Tonino! Au! Tonino! Dove? È finito Tonino. Tonino, mi senti? Tonino da Torino!
Tonino, È niente, finito. non c'è, è caduto Tonino. Tonino, richiamaci, dovrò ricambiare canzone. Forse Magari è questa la talmente sapeva. contento di sapere il titolo che Che è svenuto. si è emozionato troppo. Pronto? Chi sei da dove? Ciao, sono Mario da Torino. Ciao Mario, ciao. Allora Mario, quali di queste canzoni tu sapevi passate in questa puntata? Qualcuna sì. Qualcuna Bravo. sì, bene. E quindi in bocca al lupo per la prossima. L'altro giorno ho chiamato, ma ho beccato la cosa rossa, numero 4. Riproviamo. Può riproviamo. succedere. 5 o 15? 15, grazie. In bocca al lupo, vai Mario. Piove, domani con Modugno. Wow, il Piove. bravo Mario, Ce l'abbiamo bravo, fatta. piove, Bene. Domenico Modugno, ciao bambina. E adesso dalla 1 alla 10 esclusa la 7, una faccina rossa. Andiamo Dimmi. la 8. La 8, vediamo. La 8. La busta numero 8, nella busta numero 8. Che bella serata! No, non ci posso credere. Che bella serata! Un'altra Yeah. faccina rossa! Allegria! Che... Yuhu. No, Ragazzi, è venerdì 17, non che possiamo pretendere. È venerdì 17, che così, va così. Va Grazie, bene. grazie Mario, ciao. Ciao, buona serata. Grazie, ciao, auguri, ciao. Ciao. Allora, la regia mi scrive: con 10 buste ci sono troppe faccine rosse. No, il 50%, regia. Adesso addirittura molto meno. Hai una Vabbè, quello possibilità sì. su 2. Pronto? Chi sei e da dove? Ultima telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao. Buonasera. Come ti chiami? Paolo da Legno. Paolo da Collegno. Collegno. Ciao Paolo. Vuoi provare a indovinare? Vuoi provare a indovinare con 5 secondi o con 15? 15. 15. Questi sono i tuoi Anzi, 15. scusami, posso ripensarci? Certo, finché non parli. Facciamo... Con 5? Paolo? Sì, facciamo i 5. Dai, Facciamo prova 5. 5, ok. Secondo me, mio caro Paolo, con questo brano hai fatto bene a scegliere il 5 perché hai 2 possibilità, 2 faccine rosse sono già fuori. Quindi, Paolo, questi sono i tuoi 5 secondi, fai molta attenzione, ok? Vai. 2 faccine rosse. Piano piano. Tananan, dan, 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 dan. Paolo? Sì, ci sono. Taradan, dan. Sarà sicuramente Tiziano Ferro. Sì? Bravo. Sì? Ma Bravo. il Titolo? titolo? Taradan. Dai Paolo, dai! No, non essere... No? 3, 2, 1, no! No, dai. Ma che peccato, Eh col sì. 5, veramente- però non sì. me lo so spiegare Non me lo so come mai spiegare, non ti è vero, venuto sì. il titolo, non me lo so Andata male. spiegare. Grazie Però per aver bravo. giocato, ciao! Grazie a voi, ciao. Ciao, buona serata. Paolo, buona ciao. serata. Che peccato, peccato! proprio lì, Ta-da-dan, ha pure dan, indovinato dan, dan, Tiziano dan. Ferro, che era la parte più difficile, cioè, capire l'artista a volte è ancora più complicato che la canzone. Dai, l'ultimo. Va bene, dai. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, sempre Franco di San Sebastiano. Ciao, sempre Franco. Ciao Franco da San Sebastiano, sei pronto a giocare con noi? 5 o 15? Sempre 15 Enrico. Sempre 15, in bocca al lupo, questi sono i tuoi secondi, eccoli. Franco, è inconfondibile sta canzone, non mi deludere, Franco. Sì, l'ho ascoltata tante volte, però negativo, No. peccato. Ah, Franco. Vabbè, grazie per aver giocato con Un noi. saluto a tutti voi, a te Enrico e anche Alessia, Grazie, bravissimo. grazie, Enrico, Grazie, mille. grazie di cuore. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao.
Finisce il gioco questa settimana, visto che sono uscite 2 facce rosse, aiutami a far vedere dove erano i premi. Nella busta numero 6 c'era il buono formaggio da 20 euro, nella busta numero 9 c'era il buono ristorante, Osteria Rabezzana da 50, nella busta numero 10 c'era il buono carburante, nella busta numero 5 c'era il premio a sorpresa che a sto punto lo scoprirete la prossima settimana. Nella busta numero 4 un'altra faccina rossa che è la numero 3, nella busta numero 3 la quarta faccina rossa, mentre nella busta numero 2 avevamo la quinta faccina rossa e nella busta numero 1 la spilletta. Grazie a tutti per averci tenuto compagnia, grazie per aver giocato insieme a Casa Piretti. Ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi torniamo in onda con altre vostre richieste, una più bella dell'altra, perché questa è Casa Piretti. Pubblicità. Benvenuti in questa seconda parte, in questa notte di venerdì, in questa sera di venerdì. Sono le 20:39 e iniziamo proprio con una vostra idea. Vai! Ciao ragazzi, mi piacerebbe ascoltare brividi, quelli che sento quando vi ascolto. Elena, wow! Come gli amori impossibili, siamo rimasti noi a illuderci e cadiamo come petali
sentirsi invisibili ed ogni volta un po' più liberi da questa realtà. È come un cerchio nell'acqua si perde nel mare. Tutta la vita avrei dietro di me è un amore che fa venire i brividi e che ci rende nostalgici, simili ai versi di una poesia e a qualsiasi pazzia. È come un cerchio nell'acqua si perde nel mare. Tutta la vita avrei dietro di me è un amore che fa venire i brividi, che ci sorride umiliandoci e non ha mai parole né pietà, non ha fondo e non ha limiti. Vivere non resta altro da fare, sai, che camminare, non fermarsi mai, tanto di strada ce n'è. C'è tutto un mondo fuori e dentro di me. Alessia Cherucci per voi. Andiamo avanti con la musica? Con la musica, con un'altra richiesta. Vai Enrico! Mamma mia, questa... non che vai Enrico, lo dico a me, perché anche il regista di questa sera si chiama Enrico. Ciao, Casa Peiretti, sempre una garanzia. Caro Enrico, me la canti un'altra te di Eros Ramazzotti? Sono sicura che questa la conosci. Un abbraccio grande da Alessandra di Torino. Bellissima serata, eccotela. Questa no, era sempre brividi. E andiamo su un'altra te. Eccola qui. La cantiamo insieme, amici a casa? Dai che ci prepariamo con questo brano a un bel weekend da passare con le persone. Volete bene? Ok? Tutti con noi, tutti. Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra che sorprende a me. Un'altra te, un guaio simile, un guaio simile. Chissà se c'è un guaio simile, un'altra te, con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so, quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'.
quando mi sono fatto biondo la telecamera va fuori fuoco. E allora mi fai verde? Non piace il biondo. E mi manca ogni sera la tua gelosia, anche se poi era sempre più la via. E mi manca nei miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati, e quindi su di te, wow. Come fa amici a casa, tutti con noi? Mi sembra chiaro che un'altra come te, ma nemmeno se ne invento c'è. Mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te. E adesso ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con tutti, ma proprio tutti, i vostri messaggi. Pubblicità! Non cambiate canale, eh? No, pubblicità. E allora sì che siamo pronti ad andare a leggere tutti i vostri messaggi arrivati in questa diretta al 348 80 40 254. Stasera non riesco a vedervi perché sono alla festa della ditta che lavoro. Vi guardo domani. Auguro a tutti voi un buon weekend. Silvia da Montalciata. Beh, questo messaggio Ciao. è fantastico perché anche quando non riescono a stare in nostra compagnia ci pensano e ci mandano un messaggio. Certo. Grazie. Buonasera Enrico, buonasera Alessia. Hai fatto bene a sostituire zia Marta. Avrebbe sofferto troppo il caldo in casa Peretti. Anche stasera bravi e belli. Un affettuoso saluto da Stefania da Rondissone. Grazie Stefania. Ciao. Grazie, che meraviglia. Stasera il mio Ginello si è incorniciato per voi. Un saluto da Simona. Vabbè, dai, beh, che bello! amore. Che meraviglia Simona, grazie. Buonasera Enrico, buonasera zia Marta, siete sempre simpaticissimi, vi auguro buon weekend, ci vediamo lunedì. Mi raccomando zia Marta, là mi porti un bacione, se non a Firenze ad Alessia da parte di Marco di Intra. Per questo messaggio possiamo rimandarlo lunedì perché probabilmente l'ha mandato prima Io ieri sera ho detto che questa sera ci sarebbe stata zia Marta e invece hanno fatto cambio. Grazie comunque. Ciao Enrico, Enrico. ciao Alessia da Elena. Ciao cara Elena. Elena, grazie Elena. Abbiamo anche cantato un brano per lei questa sera, credo di sì. Ciao Enrico, bel inizio come sempre. Un saluto alla bravissima Alessia. Buon weekend a tutti. Massimo da Venaria. Grazie Ciao, Massimo. caro Massimo, grazie. Ciao. Un saluto da Daniel e Simone in mezzo ai girasoli. Wow. Uè! Ciao ragazzi. Ciao Casa Peiretti, ciao Enrico e Alessia, buona serata, sempre bravissimi, una carezza a Blasone, Michele Gianni da Torino, grazie cari, grazie mille. Lo Ciao farò. Michela, ciao Gianni, ciao Torino. Ciao ragazzi, stasera andate d'accordo con l'abbigliamento, tutte e due in bianco e nero. Milena! È vero, l'abbiamo notato ma non è combinato, è andata No, no, così. no. Ciao Enrico, ciao Alessia, oggi dopo un'escursione in montagna vi ho sognati. Uno stanco, Lorenzo da Gattico, addirittura Che ci hai caro! sognati. Ciao Ciao! Lorenzo! Stravolto. È la montagna stanca, il mare stanca, il sole stanca. Capisco. Grazie per la dedica, lo dice Marco, grazie. Di nulla Marco, grazie a te per averla richiesta. Che bel medley di Baglioni, grandi, buon fine settimana amici. Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao Giovanni, ciao Silvia, ciao Alessandria. Ciao Enrico, Alessia, buona serata e buon weekend. Bravi Lilli, da Rorà con tanto di cuoricino. Grazie Lilli. Ciao Lillina, ciao. Grazie, pardon Alessia, ieri sera, che appunto, vedi, ho detto che c'è stata zia, ma l'avevamo capito, grazie Marco, grazie lo stesso. Va benissimo, grazie Marco, ciao. Ciao Enrico, ciao Alessia, un abbraccio per due da Amedeo. Grazie caro Amedeo, grazie mille, anche alla Patti. Ciao. Ciao grande Ame, ciao. Ciao Enrico, ciao Alessia, ci mancate tanto. Noi siamo a Porto Recanati e vi vediamo. No, e non vi vediamo, ma vi pensiamo sempre, vi vogliamo un mondo di bene. Un abbraccio grande da Massimo e Leonora di Carmagnola in vacanza nelle Marche con il cappellino di Casa Peiretti. Grazie ragazzi. Grazie, ma che bello, grazie. Ciao a tutti, come siete carini vestiti in sintonia. Bella puntata come sempre, Romy e Roby, grazie mille. Ciao Romy, ciao Roby, grazie mille. Ciao Enrico, posso chiederti un pezzo di Amy Winehouse da dedicare a mia figlia Andrea?
Io su Amy Winehouse non ne so una. Tu qualcosa sai? Sì, qualcosa so, ma anche altre ragazze so, quindi Vediamo in qualcuno settimana. sicuramente te lo farà. Una strepitosa Alessia ci ha regalato una splendida esecuzione di brani iconici di Baglioni. Grazie. E anche tu Enrico sei stato bravissimo. Buon weekend da Edo ed un pensiero alla zia Marta che è stata ottimamente sostituita, ma tornerà lunedì. Assolutamente Tornerà sì. lunedì. Grazie. I cefali bisogna prenderli quando ci sono. Beh, certo. Che grande passione ci accomuna, il canto, la musica. Grazie per la vostra splendida compagnia. Mary da Scalenghe, ciao Mary! Ciao, ecco, mi sembrava perché ha tagliato a testa Mary. Ciao, grazie Mary! Un abbraccio Mary, ciao. Ciao Enrico, bell'inizio di trasmissione con la canzone di Celentano. Ti saluto caramente assieme alla bravissima Alessia. Vi seguo sempre, Renata da Piscina. Grazie, ciao, cara amica Renata, mia, grazie. amica nostra, grazie Renata. Ciao Enrico, ciao Alessia, un caro saluto, buon weekend a entrambi e da una grandissima carezza al guardiano Blasone. Amore. La miglior sorveglianza che uno zaino possa avere. Un abbraccio Maria da Torino, ciao Maria. Grazie Maria, ciao. Grazie Maria, grazie. Ciao Enrico, arrivata adesso dal lavoro e mentre preparo cena mi sintonizzo subito sul vostro canale per ascoltarvi con immenso piacere. Grazie per la vostra compagnia, un saluto da Paola, mia figlia Alessia e la mia cagnolina Nana. Saluti alla bravissima Alessia. Salutiamo Paola, Grazie. salutiamo Alessia, salutiamo Nana, ciao e grazie e complimenti per l'idea di arrivare a casa e mettere subito sul 13. Brava. Ciao Enrico, ciao Alessia, sei fantastica. Tonino da Torino. Ciao Torino, mi raccomando. Torino, che fine hai fatto? Che mai risposto e poi hai dato giù la linea. Ciao Enrico, ciao Alessia, stasera avete superato voi stessi, bravissimi brani con Baglioni, super serata. Luciano di Brandizzo, ciao Luciano. Ciao Luciano, applicati che prima o poi la Grazie becchi, Lucianino. la canzone. Ciao carissimo Enrico, siamo ancora noi, Simona, Sergio e Stella da Torino. Grazie per esaudire le nostre richieste e farci sognare con la musica. Possiamo chiederti la rondine di Mango? L'ho fatta l'altra settimana, l'ha fatta Amedeo in fine puntata. La potete andare a riascoltare sulle nostre puntate sul canale YouTube. Grazie amici, che bello risveglio con il massaggio della gattina parrucchiera. Grazie Alessia per averlo condiviso. Luisa da Lusernetta. Grazie a voi, ma se per caso ne avete di simpatici noi li passiamo, sono molto Mandateci di tutto al 348 80 40 254. Siete meravigliosi. Ciao, sono Greta da Collegno. belli. Ciao Greta, Greta, grazie, che grazie, bello questo ciao. messaggio. Equipe di psicolinguisti cerca di cogliere il significato della frase zia Marta è a pesca di cefali. Quando uno ha la passione per il cefalo, mio caro Livio, Non può fare è senza. appassionata. Lei, quando c'è la stagione dei cefali arriva, c'è poco da fare. Non mi tengo. Bellissima, non si tiene a zia Marta. Bellissima la pettinatrice, massaggiatrice Stella, una grandissima carezza anche a lei. Maria da Torino, grazie. Grazie, ciao. Bravi, sempre belle le serate, non con Casa Peiretti. Ciao Nini! Ciao Nini! Ciao, Ciao prima o poi lo Luciano! rivedremo anche. Luciano Bianchini che tornerà protagonista di Casa Peretti partendo da metà settembre, quindi anche lui un bellissimo rientro in casa. Ciao Enrico, ciao Alessia, sempre presente in Casa Peretti dalle 20 per sentire tanta bella musica. Anche io come Mimmo compio gli anni lunedì prossimo. Bene. Mi puoi dedicare una canzone con tu? Grazie, salutissimi Alessandra da Savigliano. Lo faremo per Alessandra e per Massimo. Due telespettatori che copiano gli anni lunedì, è meravigliosa questa cosa. Ciao da Manuela, Greta e Paolo da Collegno. Ciao Manuela, ciao Greta, ciao Paolo, ciao Collegno. Ciao Enrico Alessia, ciao Enrico Alessia da Alice e Nino da Torino. Un abbraccio grosso, siete bravissimi. Grazie. Arriva tutto con questi messaggi, il vostro super affetto. Grazie. Tony da Irasca, volevo chiederti se potevate farci sentire Lady Tozzi. Grazie, siete grandi. Ciao, la mettiamo in programma la prossima settimana. Grazie per averla Tony. richiesta. Vi ricordo che Casa Peretti va in onda tutte le sere, dal vivo, dalle 20 alle 21 sul canale 13. Quindi le vostre richieste arrivano tutte, ragazzi. Un saluto a voi, Chiara. Ciao Chiara. Ciao Chiara, un abbraccio. Ciao Chiara, grazie. Ciao Enrico, bella puntata. Alessia fantastica come sempre. Ciao, buon fine settimana, ci vediamo lunedì come ogni sera. Ciao Alessandra da Torino. Ciao Alessandra. Grazie di cuore, a Grazie, presto, Alessandra. ciao. Bravissima, brividi, brava Alessia. Luciano, grazie Luciano. Grazie mille. Ciao Enrico, conto molto su di te da Alessia, siete sicuramente la mia salvezza. E là, grazie, chiunque tu sia, grazie. Ciao carissimi, mi chiamo Matteo e vi seguo sempre assieme a mia moglie Francesca. Riuscite a mettere una tra si può dare di più o brivido caldo? Sarebbe
sarebbe il modo ideale per iniziare la serata. Ciao, buon venerdì a tutti gli ascoltatori. Allora, facciamo così, si può dare di più, te la canto volentieri lunedì, ok? Non perdetevi la puntata di lunedì, ci sarà zia Marta, me ne combinerà di cotte di crude, avremo tante belle richieste come Filo Rosso che non siamo riusciti a farla questa sera, e ci sarà anche Si può dare di più. Io voglio ringraziare Alessia Chelucci, grazie di cuore, Enrico in regia, e augurare a tutti quanti un buon weekend. È stato bellissimo questa settimana tenervi compagnia, per me è un onore. Grazie, ciao. A presto, ciao, buon weekend.